Ben ritrovati cari telespettatori, altra parte della nostra trasmissione in collaborazione con l'FNP CISL del Veneto affrontiamo un tema scottante, molto importante, non è la prima volta che ne parliamo ma bisogna affrontarlo più e più volte, è un'emergenza sociale, stiamo parlando della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Allora, c'è una ricerca alla base di cui adesso i nostri ospiti faranno un approfondimento, eccetera, quindi ci sono dati testuali, non stiamo parlando così di mera teoria, ma di ricerche di situazioni reali e quindi è molto importante che non solo chi è coinvolto ci segua, ma anche i familiari, perché ci sono degli elementi sintomatici che possono aprire le finestre su un mondo che si ignora ed è estremamente pericoloso. Per parlarne abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Tina Cupani, grazie di essere qui con noi. Segretaria generale dell'FNP CISL del Veneto. Ben arrivata anche a Cinzia Bonan, presidente di Anteas Veneto, grazie anche a lei, e ben ritrovato, era già anche nella precedente trasmissione, il dottor Ermanno Margutti, Chiame Vinci USL 3 Serenissima, psicologo, psicoterapeuta, responsabile scientifico del progetto, appunto, come dicevo, Chiame Vinci, piano aziendale di attività per il contrasto al disturbo da gioco d'azzardo dell'azienda USL 3 Serenissima, responsabile delle sedi di Venezia, Chioggia e del servizio per le dipendenze del SERD. Grande competenza, anni e anni di attenzione, di lotta sul campo, diciamo così. Io vorrei cominciare però con lei, segretaria, perché come FNP CISL, Sindacato dei Pensionati, vi siete occupati, e ne avevamo già parlato tempo addietro, di una ricerca che sta a monte, in realtà, del poi finire al gioco d'azzardo, finire in questi vicoli ciechi perché non portano da nessuna parte. Qual è la ricerca, su che cosa verte? La ricerca che abbiamo fatto si è basata su un sondaggio che era non quantitativo, quindi con contatto diretto con le persone, con i nostri iscritti, era quanto la solitudine, quanto l'essere soli portasse poi ad una situazione di disagio personale che porta poi il singolo anziano ad entrare in un sistema per cui può diventare anche vittima. Infatti noi colleghiamo insieme la solitudine, il gioco d'azzardo e la dignità degli anziani, perché noi crediamo che quello del gioco di azzardo sia una piaga sociale che abbia una propria origine anche sulla solitudine quando diventa una solitudine cronica. E quello che ci disturba, che ci in qualche maniera fa muovere, è che questa piaga sociale vede un'industria che ci gioca sopra, quindi l'industria del gioco d'azzardo che sfrutta le difficoltà, le criticità degli anziani, ed è per questo che noi come sindacato dei pensionati, come sindacato dei pensionati CISL, siamo sul tema. Dai dati che noi abbiamo è che non solo l'12% degli anziani dichiara di non avere nessuno, ma la cosa che ci ha impressionato è il senso di paura e di abbandono, perché il 54% del malore del campione al terrore che ci sia un malore, che ci sia un momento di difficoltà personale ed è solo, e quindi trovarsi nel dramma di non sapere cosa fare, e dall'altra parte un buon 58% è donna, e quindi una percentuale molto più alta. E quindi noi pensiamo che in queste situazioni di difficoltà qualsiasi appiglio per i nostri anziani diventa un modello a cui agganciarsi, e vediamo che nel gioco d'azzardo probabilmente comincia ad inserirsi un primo percorso a cui loro si affidano in una situazione di difficoltà. Andiamo a monte, perché la cosa fondamentale, visto che chi ci ascolta sono persone pensionati, tanti, però sono persone anche, come si diceva, che diventeranno pensionati, quindi magari sono prossimi. Voi dite sempre invecchiamento attivo, ma anche avvicinarsi alla pensione con un progetto di vita. Certo. Perché sennò si finisce ineluttabilmente nella noia, nella routine, nel percepire la solitudine. Perché anche quella è la solitudine, tutti siamo soli, ma la percezione chiara c'è quando non hai un progetto. Sì, su questo sono perfettamente d'accordo e condivido,
però c'è un momento in cui io, da un punto di vista mio personale, nella vita lavorativa ho un legame con il mondo del lavoro, con i colleghi, con la socialità. Un ruolo sociale. Ecco, devo costruire non solo un percorso di vita, ma anche cercare modelli di socializzazione e di relazione sociale che in qualche maniera mi facciano sentire appartenenti ad una società, appartenenti ad un contesto, appartenenti ad una certa realtà di cittadino. E quindi da questo punto di vista il nostro grande sforzo è, soprattutto attraverso il ruolo che noi abbiamo come pensionati nella contrattazione sociale, di far sì che il comune sia il motore nel promuovere questi momenti di aggregazione. E quindi c'è anche una forte responsabilità da parte degli enti locali di creare percorsi giusti. Noi abbiamo anche se noi ci troviamo in una situazione così difficile, con degli anziani che comunque hanno avuto una famiglia relativamente numerosa, proviamo a pensare alle famiglie di oggi che spesso sono monocomponenti, quanto questo peserà in proiezione futura è un disastro. In un futuro in una maniera ancora più rilevante, quindi i percorsi fatti attraverso le istituzioni, la regione, le ULS e anche attraverso i comuni, attraverso le associazioni di volontariato, tutto quello che può creare momenti di aggregazione, non far sentire la persona sola a serve, ma ci dobbiamo attrezzare tutti, ecco, sapendo Infatti, che questo è importante. Ecco, ho detto una cosa importante, perché ci sono tante attività che si possono intraprendere, poi ci sono le associazioni di volontariato che hanno un ruolo fondamentale. Beh, innanzitutto 2 parole su Anteas, poi torniamo sul discorso della solitudine del passo successivo, però voglio dare un po' il giro a tutti. Anteas di che cosa si occupa? Anteas è un'associazione nazionale a tutte le età per la solidarietà. Era nata come terza età per la solidarietà, però poi appunto nel tempo si è evoluta capendo che il sistema del volontariato, della gratuità, dell'occuparsi del prossimo riguarda effettivamente tutte le età. Perché se, come è stato detto appunto finora, siamo di fronte a un cambio epocale della nostra società, perché certe dinamiche le scopriamo e le studiamo adesso e non sono sicuramente quelle che avremmo riscontrato 20 anni fa, per darci, ma anche 15 anni fa o 10 anni fa, in certi paesi magari più piccoli. Coinvolgere le persone appunto sull'occuparsi della comunità in un momento dove la famiglia, quella a noi nota che era una rete di per sé sociale, non c'è più, per cui le persone non hanno più questa rete per l'assistenza, ma non solo, anche per la convivialità, perché poi appunto il decadimento cognitivo della terza età nasce anche proprio nel restare soli, nel restare a casa con la televisione, per cui farsi idee del mondo completamente sbagliate, se non addirittura aver paura di quello che succede fuori, no? Mentre la convivialità, stare insieme, far sì che la nostra comunità diventi quella rete di socialità e solidarietà e sussidiarietà, crediamo sia importantissimo, quindi anche l'investimento che sta facendo Antea su questo, proprio per rilanciare anche il progetto di vita, non solo per chi ha smesso di lavorare, ma per tutti, che deve cominciare a essere dedico mezza giornata al volontariato, dedico qualche ora, uno non è che ci deve dedicare chissà cosa, però sicuramente se molte persone dedicano la mezza giornata capiamo mi voglio far coinvolgere che abbiamo una rete poi che può all'interno della propria comunità, perché le nostre Anteas poi sono associazioni che hanno riferimenti proprio locali, comunali, perché è lì che si svolge l'attività, dove sono riconosciuti e dove anche le persone apprezzano maggiormente impegnarsi, perché si impegnano per il loro paese. Ecco. Tutto ciò premesso, dottore, andiamo sempre più avvicinandoci a quello che è il problema, che è questa dipendenza patologica. Diceva la segretaria, la premessa è la solitudine, sentirsi soli, sentirsi abbandonati e la paura. La paura che porta anche la solitudine, i pensieri negativi, perché poi molti anziani hanno pensieri negativi e quindi ci si avviluppa in che cosa? Cosa succede
alla nostra mente? Al cervello. Al cervello, che cosa succede? Cosa dopo arriviamo a cosa succede al cervello quando c'è la dipendenza. Sono perfettamente d'accordo. Alla base di ogni sofferenza esistenziale ci sta il sentimento di solitudine, che non è la solitudine che uno si cerca. Cioè se io sto bene da solo, sto bene da solo. Infatti la parola dice sto bene da solo. Il problema della solitudine è appunto, ho partecipato a questa formazione con dei colleghi statunitensi, di cui uno di questi ha detto una cosa che mi ha colpito molto e sono perfettamente d'accordo. La solitudine avviene quando nell'incontro non sono visto. È bellissima, no? È veramente. È bellissima. Cioè, di fatto, noi come esseri umani siamo cablati alla connessione. Siamo fatti. Se noi siamo sopravvissuti migliaia di anni proprio perché il nostro cervello è cablato per la connessione. Cioè nella connessione noi secerniamo degli ormoni positivi, che può essere l'ossitocina, quella che ci rende felice nell'amicizia, nel contatto, la serotonina che ci fa sentire meglio con gli altri, ci rende più empatici, più disposti verso l'altro, a comprenderne la vita, il senso, le caratteristiche. E poi c'è la dopamina anche. La dopamina è il neurotrasmettitore a rischio per le dipendenze, nel senso che noi secerniamo questo ormone, che è un neurotrasmettitore, quando qualcosa ci piace. Il nostro cervello registra questa sensazione di piacere, di stare bene con noi stessi finché facciamo quella cosa. Per esempio, qualsiasi cosa che noi facciamo che ci piace, quando noi registriamo questa sensazione dell'essere, come dire, in uno stato di piacevolezza e di sintonia con noi stessi, è la dopamina che dice ok, stai facendo qualcosa che va bene. Il problema però è che abbiamo un'altra parte del cervello che va a regolare questa percezione del piacere, quando chiaramente gli elementi della reazione al nostro comportamento ci dicono che non va tanto bene. Cioè, dal punto di vista della sopravvivenza, cioè facciamo qualcosa che non ci fa bene. Per esempio, a me piace andare in macchina, può piacermi andare fortino, però poi una parte del mio cervello dice attenzione, sei più a rischio di incidente, di investire qualcuno, di morire. Questa parte del cervello, che è la è una parte più evoluta del nostro cervello, è la parte frontale, in qualche modo ferma l'impulso. Cioè dice, questa cosa ti piace, però non va bene. La parte razionale quindi interviene. È la parte, esatto, razionale. Però la parte sotto è una parte che è sempre attiva. Cioè noi siamo consapevoli veramente di una minima parte di quello che avviene nel nostro cervello e nel nostro corpo. Perché il nostro cervello, il nostro corpo registra in continuazione. Coloro che accedano allo stato di dipendenza, c'è un cortocircuito del cervello, in cui quella parte che va a limitare l'impulso non funziona più. Quindi la parte razionale, che è quella che dovrebbe darci dei limiti di attenzione, non funziona più. Quindi si ammala. Esatto. Cioè, di fatto è come se quella parte lì fosse inibita e quindi non riesce a controllare l'impulso. Cioè, se io so che quell'azione è a rischio, il mio cervello mi dice, prima di partire, fermati. Certo. E questa cosa qui regola tutte le nostre relazioni umane, sia tra umani che nelle attività che noi facciamo. Il gioco d'azzardo, come altri tipi di dipendenza, Infatti io stavo pensando anche all'alcol, le droghe, è la stessa identica il cibo cosa. A volte stesso che è appagante. Esatto, è la stessa identica cosa. Una parte è proprio quello che diceva collega, la chiamo collega ma perché ci stiamo occupando tutti, ci stiamo occupando effettivamente dello stesso problema, in questo senso siamo colleghi, però di fatto è quella sensazione di non farcela. Quando tu hai questa sensazione, sono stati, possiamo connotarli come depressivi, oppure di tristezza, di abbandono, di solitudine, tutte queste emozioni che sono veramente reti neurali, se prendono il sopravvento, il cervello, siccome è sicuramente sempre legato alla sopravvivenza, dice devo trovare una spinta, un qualcosa per vivere, e se trovo qualcosa che mi dà quell'eccitamento che non ho più,
Perché è l'eccitamento il rinforzo del nostro cervello. Un'emozione, quindi, è un'emozione. Esatto, mi dà la sensazione, come dire, di rivivere, di prendere vitalità, energia. Ed è quella cosa lì che ci frega poi in alcuni comportamenti che sono quelli di dipendenza. Ecco, però c'è un aspetto, tante cose ti possono, io sto pensando anche quando c'è l'innamoramento, c'è questa emozione nuova, certo. C'è questa cosa qui, poi si entra in una routine, la razionalità, il fattore affettivo, tutti questi meccanismi che ormai si dovrebbero abbastanza conoscere. Perché non scatta nel gioco d'azzardo che diventa patologico e si continua all'infinito fino a conseguenze estreme? Perché in altre situazioni questa sensazione di benessere, la passeggiata, l'aria aperta, l'andare a nuotare, crea una dipendenza diversa? Cos'è che succede? L'eccitamento. La scossa emotiva. Si chiama eccitamento. L'eccitamento è il rinforzo per eccellenza del nostro cervello. Appena sente che qualcosa è eccitante, wow, ci tuffiamo, cioè il nostro cervello va lì perché c'è qualcosa di interessante. Cioè questo a livello evolutivo ci ha portato al progresso, all'evoluzione dell'umano, perché se non c'è l'eccitamento in quello che facciamo siamo tutti piatti. Invece noi esseri umani siamo proprio in balia di questi sbalzi che solitamente sono sbalzi normali, cioè abbiamo questo momento di eccitamento, poi ci cala e poi risaliamo, poi ci cala e poi dobbiamo dormire, poi dobbiamo rilassarci e poi dobbiamo riprendere le nostre attività. Sono ritmi normali. Il problema è quando tu vai in eccesso, che hai un iper-eccitamento e un iper-caduta. Quindi sostanzialmente, per addentrarci nel discorso del gioco, c'è un ipereccitamento, c'è una caduta, un crollo, che avviene quando si perde, no? Perché quando si perde c'è sempre un eccitamento. No, e allora, quando si perde si va giù, ma poi il cervello ti dice, attenzione, ritorna lì, che hai l'eccitamento, e nel giocatore è chiaro che è quella che si chiama la rincorsa alla vincita. Cioè, ho perso, però se ritorno a giocare posso recuperare quello che ho perso, ma non c'è giocatore in attivo. Il giocatore è sempre in perdita per definizione. Di default. Di default. Cioè quello che ci salva tutti noi se abbiamo giocato una volta nella nostra vita alla schedina, oppure grattato per una volta, poi è chiaro che non ci ritorniamo più. Cioè è un momento, non posso perdere la mia vita a pensare che... Eppure, per coloro che hanno questo tipo di problemi, pensare che domani sarà la giocata giusta, che quella macchinetta lì è la macchinetta che mi fa vincere, o i numeri legati alla mia nascita, alla nascita dei miei figli, alla nascita di mia moglie, e tutto quello, quelle che si chiamano distorsioni cognitive. Cioè sono pensieri che apparentemente razionali. Chiaro, ma queste distorsioni cognitive, questa attrattività, questa ricerca di attrazione, eccetera, bisogna avere una propensione, una predisposizione, è una predisposizione genetica, è legata a un qualche cosa di particolare, cioè, vi chiedo, la nostra segretaria potrebbe precipitare in questo come il suo paziente che sta seguendo da tantissimi anni, oppure, adesso è troppo impegnata, oppure no, cioè c'è qualche cosa che contraddistingue le persone? Allora, già ne abbiamo parlato una volta. Dico alla segretaria, sai perché ne hanno contezza piena, perché ha studiato, strastudiato e vive questi processi, per cui dice, è una persona che sa tutto di questo. Potrebbe capitare anche a lei o dice no perché ha un sistema, diciamo così, strutturato diverso? Tendenzialmente la maggior parte della popolazione è protetta di suo. Cioè, la nostra storia e il nostro cervello ci protegge a riconoscere ciò che ci fa male da quello che ci fa bene. Perché non tutto quello che ci piace ci fa bene. Quando noi scopriamo questa cosa nella vita, noi, come dire, evolviamo, cresciamo, maturiamo, ci allarghiamo nell'esperienza. Perché effettivamente a riconoscere che tutto quello che ci piace e non fa bene è importante per la sopravvivenza. Faccio l'esempio. Se io non apprendo che l'amanite muscaria, che è il funghetto rosso con i puntini, è così bello, ma mi può far crepare, io creperò e creperà tutta la mia genia con me. Invece il cervello, per fortuna, il nostro poi in particolare, riconosce che le cose eccessive non fanno mai bene. E qua cosa c'è? Ci sta il disgusto, per esempio. Noi non riflettiamo mai sull'emozione del disgusto, che è centrale per evitare ciò che ci fa male.
È vero. E questo avviene non solo per il cibo, ma anche per le situazioni. Se noi troviamo una persona veramente indigesta, che non sopporta i anni, cosa diciamo? Ci fa disgusto. E il disgusto ci porta a respingere e allontanarci. E ci protegge in qualche modo. Esatto. Perché forse è un istinto anche primordiale. Questo. Esatto, sono istinti, è tutto, come dire, già cablato nel nostro cervello. Segretario, dopo passiamo da lei. Lei diceva bisogna essere però anche severi, rivolgiamoci anche a chi ha coniuge, parente, la nonna, la mamma, eccetera, che possono avere, che subodora che facciano questo, o il figlio, perché poi noi non ce ne occupiamo in questa sede perché ovviamente parliamo più di persone anziane, ma ci sono tanti ragazzini, minori, eccetera. Lei dice bisogna essere un po' anche severi. Cosa dici? Sì. E dopo sentiamo cosa ne dice il dottore. La continuo, io ho un po' questa mia idea, ma è un'idea che è basata anche sul fatto che ha un senso tutta la formazione e l'informazione e la parte comunicativa che noi facciamo su questo tema. Perché se io non ragiono quando diventa patologia, perché insomma viene presa in carico dal sistema, io mi sto chiedendo cosa posso fare io perché non si arrivi a questo, quindi informazione, comunicazione, ma anche evitare quella valutazione un po' di compassione, però poveretto, però è anche vero che così vuole arrotondare perché con la pensione non arriva a fine mese. Nel momento in cui noi anche nelle fasi iniziali partiamo subito dalla giustificazione, dal considerare un percorso che è ancora all'inizio come un però, poveretto, giustifichiamolo, ma... E credo che non siamo, però io parlo da profana, quindi adesso sentiamo cosa dice l'esperto. Io credo che da questo punto di vista non aiutiamo. Poi c'è il percorso, le 5 azioni che noi anche come FNP vogliamo portare all'attenzione un po' come modello nei confronti per combattere questa solitudine che indubbiamente impatta, però io faccio un riferimento, faccio a me così non prendo in carico nessuno. È bello ogni tanto voler giocare, cercare di giocare, sentire quello che ha vinto e volerlo fare. Io mi sento molto limitata e se lo faccio raramente perché ho avuto questa formazione, ho avuto questa informazione che mi ha permesso di dire no, fermati. Al limite una volta fallo, però fra un anno riprovi una volta sola. Quindi se noi aiutiamo, se noi facciamo informazione, se noi facciamo comunicazione, se noi allarghiamo la platea delle persone con cui entriamo in contatto attraverso anche una collaborazione con loro, noi come pensionati del Veneto a gennaio rifaremo un'iniziativa a livello regionale, cercheremo di farla più allargata per informare, per comunicare, non a slogan, che a volte è lo slogan. Ma con dei ragionamenti, con dei fondamenti. Con dei ragionamenti, con dei professionisti, un percorso che a noi richiede una responsabilità nella continuità, quindi nel dare anche un senso al percorso temporale. Quindi. Ma dall'altra parte vorremmo che ci aiutaste anche voi professionisti a far sì che in questi momenti comunicativi non ci sia la giustificazione, a prescindere. Io giustifico chi è nella fase patologica, vorrei essere un po' più critica in chi è all'inizio e che quindi deve usare un po' anche la propria testa per limitarsi. Infatti. È possibile, è giusto questo, dottore? Poi sentiamo anche Antes cosa ne pensa. Ci stiamo ragionando da un bel po' su questo, no? Perché esiste un consenso sociale, secondo me sì. Cioè, per esempio, facciamo questo esempio. Lei entra in un bar, si accende una sigaretta e conta i secondi di quando arriverà il titolare, un cameriere o un cliente che gli dice no, non si può fumare. Lei va nello stesso bar e si accorge che stanno giocando e si accorge che magari lei discute con una sua amica, il suo compagno, i suoi figli, i suoi amici, sta lì e poi un attimo la sua testa si volge verso il giocatore e sta ancora giocando.
Secondo lei quanti vanno lì a dire stop, ferma? Beh, nessuno. Nessuno, dicono non sono fatti miei, se non mi toccano sono fatti miei. Ecco perché io per esempio ci pensavo un paio d'anni fa, forte della legge regionale sul gioco d'azzardo che obbliga i gestori a formarsi e i propri dipendenti. Ho messo a punto una formazione online, digitale, in cui in un anno ho formato più di 3.000 gestori. Aspetta. Sì, è stata la scommessa riuscita. Perché questo? Perché parto proprio dal presupposto, non sarà un cliente a fermare il giocatore, ma può benissimo il gestore o il dipendente andare dal giocatore e dire: senti, fermati un attimo, perché è molto importante la pausa per il giocatore. Perché è come se lui fosse in trance. Fermati un attimo, bevi qualcosa, fa un giro, parliamo un attimo, poi il giocatore starà lì a fremere per tornare a giocare, ma intanto si frena, è molto importante per il cervello, è come se a un certo punto gli dai una doccetta fredda. Quindi ecco, è importante questa cosa qua che l'ha detto, non è tanto un aspetto sociale ma è importante per il cervello, quindi è una specie di terapia. Sì, è una mia, esatto, fermarlo per un attimo, farlo un po' riflettere, perché in quel momento il cervello non riflette e gli dire: guarda, ritorna a giocare sì, però aspetta un attimo, t'ho visto che stai giocando da tanto, forse hai perso tanto, fermati un attimo su questo. Ma non potrebbero essere, la buttola così, legiferare anche sul fatto che queste macchinette, questi strumenti si blocchino dopo un tot di utilizzo? È quello che si sta facendo a livello nazionale, la pressione esatto che ci siano. Beh, per esempio nella Regione Veneto ha fissato il tempo all'interno del quale gli esercizi possono far funzionare le loro macchine. È molto importante, perché poi questa limitazione ha portato che cosa? A limitarli proprio nel momento in cui ci può essere un accesso, così come ai luoghi. Cioè una sala slot non può essere vicino a una scuola, poi superiore. Sono stati resi inagibili i locali, chiaramente nella zona delle macchinette, nell'orario per esempio in cui solitamente le signore, le mamme, portano a scuola i bambini, oppure nell'intervallo, cioè nella pausa pranzo tra l'orario mattutino e pomeridiano del lavoro, cioè proprio quei tempi in cui si alza la possibilità che un giocatore ritorni a giocare, perché la cosa importante è rompere il ritmo. Certo, fondamentale. Infatti io chiedo dalla regia, chiedo l'intervento adesso di Anteas, la regia se ci mettono una cartina del Veneto dove si possono trovare le strutture, le USL, dove, eccole qua, dove si interviene e i progetti più che altro, vero? Sì. Anche se appunto qui stiamo parlando di un processo che deve cambiare, però poi i processi cambiano anche attraverso dei progetti, così come è stato il progetto Mind the Gap al quale Anteas Nazionale ha aderito, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, proprio perché è importante quello che è stato detto adesso, perché anch'io credo fortemente che il primo educatore sia la società, e la società educante è quella che poi appunto in qualche modo va anche ad inibire o meno certi comportamenti. E nel momento in cui come società siamo diventati troppo individualisti, ma questo insomma è stato un processo appunto lungo, adesso ci si è resi conto dei danni che fa questo. Oltre alla patologia, naturalmente noi parliamo di quella che è la prevenzione, perché è lì dove si riesce veramente a sanare la situazione prima che diventi poi un problema. Ma che si è presa in carico dalle USL e diventi anche un costo per la collettività, insomma, perché poi appunto la malattia, qualunque essa sia, e questa è una patologia, quindi è una malattia, diventa anche un carico e un costo per la società. Siccome poi questi soggetti appunto sono difficoltosi da individuare, cioè non è come il drogato, l'alcolista che bene o male lo vedi, è evidente il suo stato, no, di confusione, mentre chi è dipendente patologico da gioco d'azzardo non è evidente il suo stato alterato in situazioni normali. Come volontariato naturalmente abbiamo promosso il fatto
che attraverso i nostri volontari, ma anche in sinergia poi con gli enti locali, c'è bisogno di antenne sociali. L'ha appena detto il dottore, che sia il barista, che sia qualcuno che frequenta il bar e che decide di dire basta. Cioè siamo riusciti a buttare fuori il fumo dai bar, ma voi che non riusciamo a buttare fuori le macchinette, se ci mettiamo insieme cominciamo a indignarci che quelle fanno più male che bene alla nostra società. Sì. Però ci deve essere sempre supporto legislativo, perché ma infatti stavo entrando su questo, un'alleanza, un patto che noi appunto abbiamo capito che va fatto è con i sindaci, perché se a livello nazionale mi dicono che stanno discutendo di una legge per abrogare le distanze, per cui per andare contro a quella che è stata la legge regionale che in qualche modo ha limitato, se a livello nazionale non hanno ben colto il segno, perché ovviamente a livello locale sono tanti e fangola chi amministra. Dall'altro canto chi invece si sta rendendo conto dei danni che stanno facendo queste patologie sono i sindaci, gli assessori al sociale. E quindi devono intervenire le amministrazioni locali. E quindi un'alleanza proprio a partire dai territori per cercare di dirimere questa situazione che diventa appunto fondamentale. Io le devo la parola in chiusura proprio perché il tempo è volato. Prego. Mi piacerebbe parlarne ancora, anzi dovremmo parlarne ancora perché sono fondamenti scientifici e tutto. Quindi, segretario, in 2 parole. Quindi noi ci torneremo sull'argomento, dicevo prima, in gennaio come pensionati Veneto. Noi ecco, siamo qua per, io dico sempre, per dare dignità all'anziano. Dignità all'anziano significa anche evitare che cada in situazioni di questo tipo e dare anche un senso di aggregazione sociale, inserirlo in una rete, offrirgli servizi e fare in modo che si senta cittadino di pieno diritto nelle nostre realtà sia comunali che regionali, ma soprattutto formazione in modo che si tuteli e che mantenga una dignità di anziano e di persona. Assolutamente, io la ringrazio la segretaria, ringrazio la Presidente d'Intesa, ringrazio lei dottore, e quindi ricordando che ci sono questi centri dove ci si può dare un aiuto, si può guarire? Sì. Si può guarire, c'è una speranza. La bella notizia è questa. Che si può guarire. Se non sapete dove sbattere la testa, venite in Anteas. Venite in Anteas, andate all'FNP CISL che poi vi indirizzeranno, andate dagli assistenti sociali del comune, alle USL soprattutto, che poi curano e danno una mano. A livello preventivo c'è anche il sindacato dei pensionati che comunque aiuta. Il SERD è l'unico servizio completamente gratuito e non ha bisogno di impegnativa del medico, quindi non occorre neanche transitare dal medico di medicina basta una telefonata. Diretti. Grazie ancora, ne parleremo ancora, grazie per averci seguito, rivedete la puntata poi su YouTube e sul web. Buon proseguimento, buona serata.